Buon pomeriggio a tutti amici, qui dal Matranga di Castellammare del Golfo per il derby tra Castellammare Calcio e San Vito Lo Capo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Motivo di questo problema. Ottimo pallone per Bulades, che in area. Bulades! Sblocca subito la partita il numero 7 con un lancio che lo pesca perfettamente in area di rigore, e avanti il San Vito con l'inserimento da attaccante vero di Romito Bulades. E 1-0 a fare reparto con Guaiana. Proprio Garcia gli prende palla, alza questo pallone al centro, occhio a Tarantino, mancino che esce, ma è un San Vito straripante. Garcia prova il tiro praticamente quasi al disco di centrocampo da Di Matteo, per arrivare anche Messina che riesce a girare, pallone sulla destra e arriva il pareggio del Castellammare, l'1-1 dei Fucsia. Lotta forte Tarantino, ancora San Vito con Bulades che taglia sul lampo. Bulades in area, Bulades! La doppietta di Romito Bulades, il trascinatore odierno del San Vito, è 1-2. Rimessa con le mani per il Castellammare con Tarantino che va in area, Messina in area il pallone. Ben vissuto, vuole vederci chiaro. Pallone che arriva al centro, Caronia vuoto, Caronia due volte sulla linea, salva praticamente il San Vito. Fischia ora Ben vissuto, Frisella va in aria, lo stacco ma è tutto fermo. Adesso occhio a Garcia che mette Tarantino nelle condizioni di essere in aria. Tarantino di Paola chiude e poi rimpallo di Lampo che chiude in area di rigore con questo salvataggio sulla linea di porta, incredibile. Tarantino prova a mettere il cross al centro, si coordina, poi D'Amico a terra, Carolina non c'è niente, e poi occhio a questo sinistro lontanissimo da parte di Garcia. Adesso con questo tacco proprio per D'Amico, chiama la palla Garcia, ancora D'Amico, ha provato il tiro, c'era Sadotti liberissima a sinistra, e poi ancora l'ottima giocata qui da parte del Castellammare. Arriva pallone al centro, Messina viene anticipato, poi Frisella ha avuto il mancino per fare male, a cercare il rigore con le mani, lo fa ora, pallone che arriva in area. La prende Sandu dopo lo stacco di Frisella. Può andare quindi lontano Garcia. Lo scambio con Guaiana che non si chiude. Guaiana vuole attendere un attimo e poi se ne va. E poi libera Garcia che parte in contropiede e in area l'11. Garcia aspetta l'arrivo di un compagno. Esce Di Paola. Lo Bosco va in area anche lui. A vuoto Messina. E poi c'è Cruciata che lo rimette al centro. Spunta Frisella. Forse in fuori gioco, forse no, fatto sta che il pallone di Sandu. Ancora Bulades, vince un rimpallo, prova la giocata, gli riesce anche questa, un'altra magia. Sempre Bulades, mancino a rimorchio a cercare Guaiana che appoggia Garcia, tutto buono. Sadotti, ancora per Guaiana, bloccato da Lo Bosco. 3 alla fine quindi. 3 di recupero, occhio, è buona la posizione di Bulades che però si disinteressa del pallone, pallone arriva al centro, Guaiana non arriva l'appuntamento col gol qui, Simone Guaiana. Frisella lascia Tarantino, sinistra al centro, lo stacco, pallone che rimane lì, Caronia ancora che colpisce l'avversario invece che il pallone. Un'altra doppietta è decisiva, è quella di Bulades, vince il San Vito il derby contro il Castellammare che ci ha provato fino all'ultimo ma non ha avuto il guizzo giusto